L'incontro di oggi, pensato e organizzato dal Rotary Club di Adria, non in ragione di un qualcosa di suo esclusivo, ma in quanto soggetto che partecipa a quel progetto per noi importantissimo, che è la rassegna internazionale del cinema archeologico. I soggetti proponenti, il Circolo del Cinema con la Presidente Emanuela Finesso, dottoressa Emanuela Finesso, senza togliamo i titoli, e il Museo Nazionale Archeologico di Adria con la Alberta Facchi. Il Museo Archeologico Nazionale di Adria ringrazia moltissimo sia il Rotary sia il Circolo del Cinema per questa proposta che devo dire è una proposta, una delle proposte, poche proposte che sono venute dalla comunità al museo sull'archeologia. Ci sono stati moltissimi stimoli dalla città di Adria, ma mai per il museo, cioè c'è un ottimo rapporto tra la città e il museo, ma questo in particolare, cioè è la città che viene al museo dicendo facciamo qualcosa sull'archeologia, per me è stato un qualcosa di unico. E il periodo in cui, cioè maggio diciamo, è anche il periodo in cui ci saranno gli scavi aperti a San Basilio, quindi un po' vorremmo che proprio tutto il territorio parlasse di archeologia in quel periodo e che la gente possa venire non soltanto da Adria, non soltanto dal Delta, ma soprattutto e anche dalle province limitrofe e da zone della regione o extraregionali per farsi un paio di giorni, 2 o 3 giorni, proprio immersi nell'archeologia del Delta, che è una delle, racconta una delle storie antiche. Ancora prima di maggio faremo proprio un workshop con i ragazzi, con un regista e un'archeologa, per insegnare loro i primi rudimenti del linguaggio cinematografico e anche i primi approcci nei confronti dell'archeologia e si spera che loro realizzino dei filmati che poi saranno fatti vedere appunto durante il weekend.